Il servizio pubblico è la cifra della televisione locale del futuro. Questa è la prospettiva ribadita oggi nell'incontro organizzato dalla CGIL di Treviso nell'auditorium di Via Dandolo, dove si è partiti dal secondo passaggio digitale della televisione in Italia per discutere sul ruolo delle emittenti locali non solo rispetto ai grandi network nazionali, ma alle piattaforme internet dei colossi mondiali. E su questo campo la televisione locale, creandosi sin dall'inizio una vera e propria nicchia con i telegiornali di prossimità, non teme la grande concorrenza. La gente si informa moltissimo attraverso la televisione e moltissimo attraverso le televisioni locali. Io dico sempre che una mia vecchia zia diceva la ditta per Antena 3. Quindi il sistema dell'informazione locale è importantissimo perché è il luogo dove la gente si informa, perché sono le cose più vicine. Paradossalmente col cambio delle tecnologie sono in crisi le grandi televisioni generaliste, ma la televisione locale sarà sempre più importante. Ecco perché secondo il sindacato va ripensato il ruolo di servizio pubblico. Questo è il periodo nel quale si sta discutendo il contratto di servizio della RAI. Allora io penso che bisogna fare un dibattito ampio, pubblico, con tutti gli stakeholder e quindi anche la realtà locale di questo mondo, a partire da quello che è il ruolo della RAI, del servizio pubblico e quindi a caduta il ruolo di tutto questo mondo, pubblico, privato, nazionale e locale. Una sfida che coinvolge anche il mondo dei giornalisti. Perché serve ancora l'ordine dei giornalisti? Perché serve una struttura che sia in grado di assicurare il rispetto delle norme professionali, della correttezza professionale, del rispetto verso telespettatori e lettori. Rispetto per le notizie vere non inventate, per fonti autorevoli e non diffuse nel mare infinito di internet, ma anche comunicate da aziende credibili in termini di professionalità e rispetto per i lavoratori. Imprese che hanno nel servizio di informazione alle proprie comunità il vero obiettivo quotidiano. Ma qual è allora il futuro della TV locale? È un futuro di servizio. Ovviamente non ci devono essere bastoni fra le ruote, non possiamo avere una legislazione, come è successo con lo switch off, che ci rema contro, che ci impedisce di fare il nostro lavoro. Il ruolo della televisione locale è portare le esigenze, le aspettative, l'informazione ai cittadini ed essere per loro un porto sicuro, riconoscibile, dove trovare l'informazione di casa propria ed essere informati costantemente in uno spirito di servizio.